Una realtà importante di riferimento per gli abitanti della frazione agrigentina di Fontanelle è l'Istituto Comprensivo Agrigento Fontanelle, diretto da Vincenza Lo Nobile, un'istituzione scolastica composta da 4 plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che accoglie circa 700 alunni distribuiti in 32 classi. Già da anni la nostra scuola è impegnata in un cambiamento di innovazione didattica e metodologica che possa migliorare effettivamente l'offerta formativa. E questo lo abbiamo fatto soprattutto tenendo conto come le attrezzature multimediali possano non soltanto aiutare i nostri alunni ad apprendere in maniera più veloce, ma possono anche consentire un cambio culturale che consentano a tutta la scuola di migliorare effettivamente e di avviare il successo scolastico. Quotidianamente utilizziamo le LIM come uno strumento che ci serve, che sostituisce la lavagna tradizionale, ma che ci consente nello stesso tempo di avere anche una progettualità che faccia utilizzo di internet e di tutte quelle attrezzature e di tutti i sussidi multimediali che consentono naturalmente di rendere il processo di insegnamento e apprendimento sempre più allettante e che interessa soprattutto e che catturi l'attenzione dell'allievo, e in questo senso ci siamo riusciti. La nostra scuola quest'anno ha anche ottenuto dei risultati eccellenti, se così si può dire, a livello di restituzione delle prove invalsi, dei dati delle prove invalsi, perché grazie a questo lavoro accurato e pignolo che abbiamo fatto per l'innovazione didattica e metodologica ci siamo collocati quest'anno dai risultati. È emerso che noi come scuola abbiamo avuto dei risultati superiori alla media nazionale. Una scuola che ben si integra con il territorio, proponendo un'offerta formativa completa ed arricchita da numerose attività extracurriculari e di laboratorio, necessarie per il potenziamento del percorso formativo degli alunni. Noi stiamo cercando anche di organizzare e pianificare delle attività formative anche nel pomeriggio, perché vogliamo che la scuola apra tutti i pomeriggi per promuovere delle attività che possano consentire la riduzione delle problematiche collegate al disagio giovanile o alla dispersione scolastica. Tutte le attività laboratoriali che facciamo effettivamente